Oggi è 25 giugno, martedì. Oggi si lavora, però io non sono andato a lavorare perché sono in ferie. E adesso guardate, dietro di me c'è un bellissimo castello con il nome Stupinigi. Sono venuto qui guardando anche i miei vestiti, non andare dentro a visitarlo, perché dopo i miei vestiti avete capito che anche oggi c'è qualche altra nuova attività sportiva. Oggi l'attività è ski roll, tecnica classica, perché qui vicino al castello, dietro di questa, si trova una strada chiusa nel parco del castello. La strada è chiusa, asfaltata intorno agli alberi da una parte e dall'altra, e più o meno di 5 km di andata e poi 5 al ritorno. E allora andiamo a vedere questa bellissima strada. Ecco, dobbiamo andare dietro perché nel cortile non possiamo entrare, c'è solo lì una porta che si entra subito dentro castello. Invece intorno al castello c'è le strade asfaltate statali. Su quale possiamo andare facilmente con la bicicletta. Dal centro di Torino fin qua più o meno sono 10-11 km. Si può arrivare con il tram numero 4 dal centro e poi fino al castello si va dalla fermata del tram camminando un po', più o meno 1 chilometro dalla ultima fermata. Ecco, intorno al castello c'è un muro e là c'è il parco. Questi terreni intorno una volta era la proprietà del castello. E anche erano
chiuse. Che nessuno non potresti entrare a rubare i prodotti cresciuti su questi terreni. Prima dell'incrocio che gira a Noni c'è una strada chiusa anche con la porta. E da qui noi iniziamo a fare ski roll. Guardate, su questa strada si può arrivare a diverse cascine e poi c'è anche Orbassano Beinasco. E si chiama il posto Porta Reale. E guardate là dietro le porte si osserva anche il castello con il cervo sopra. La strada è asfaltata con tantissimi crepacci, ma non profondi, che con i ski roll si riesce ad andare. L'altra volta sono venuto qui con tecnica skating e oggi con tecnica classica. Un paio di giorni dopo la pioggia qui vento ha portato sulla strada tanta fogliame che entra nelle ruote e fa anche rumore in più. Con tecnica classica qui si può praticare il doppio palo, perché la strada è sempre piatta in pianura.
Su questa strada vanno solo gli abitanti. Riescono di andare. E quasi al giorno qui stanno girando non più di 10 macchine. Si può andare senza nessuna paura e niente rischio di andare qui. L'altra volta, altra settimana, ho cercato la via che arriva ad Airasca, e da Airasca c'è una pista ciclabile sulla vecchia ferrovia che arriva fino a Villafranca-Moreta. Poi nel prossimo allenamento lo facciamo là. La strada ha 18 km di andata, 18 ritorno, in totale sono 36. E la prossima lo facciamo su quella pista ciclabile, ma devo partire da Torino o con il treno o con la macchina fino a Airasca. Questa è anche una via ciclabile, ma è anche strada per veicoli. Anche se è estate e fa caldo, qui andando su questa via vi sentirete molto bene e meglio come nei parchi della città, perché qui siete proprio nella foresta. Quest'anno giugno è molto freddo, sembra ancora primavera o autunno, perché ha piovuto tanto i primi settimane del giugno. Altri anni era un po' più caldo a giugno.
La strada non è piatta, si sente un po' la pendenza. Al centro è più alto e poi dalle parti più bassi per fare scendere l'acqua. La strada è così buona che io in 10 minuti sono riuscito a fare 2 chilometri. La strada è così in ombra che anche se è da un giorno che non piove, su alcune zone c'è ancora bagnato. Facciamo un'andata e poi ritorno. E qui c'è anche una bella panorama delle montagne. E terreni agricoli. Altra settimana pioveva e non ho visto nessuna persona. Invece oggi anziani con le bici. Io con la bici non vengo qui mai, perché a me piace di andare nei posti più belli, però con i ski roll, specialmente tecnica skating, questa strada è proprio ideale. Perché andare nei parchi mi devo svegliare alle 5 di mattina. Solo alle 5 non trovo nessuno.
I parchi a Torino dopo le 9 sono pieni con gente. Invece qui non c'è nessuno, c'è tanto spazio, la strada è a doppio senso, quasi 6 metri. L'altro anno ho fatto vedere a Orbassano una strada asfaltata che era chiusa, però quella strada è già aperta per il traffico e non si riesce ad andare più di là a fare ski roll. E ho trovato su internet la pista ciclabile di Airasca, Villafranca, Moreta. Pensavo che arrivo da Stupinigi, invece no, non si arriva direttamente, si arriva ad una strada trafficata e poi da None dobbiamo prendere Airasca e solo dopo inizia la pista ciclabile. È meglio prenderlo proprio da Airasca, che si trova più o meno a 15 km da Stupinigi. Qui è ancora meglio come al mare, però è meno bello, sì. Al mare fa troppo caldo, troppo sole e poi la strada sempre piena di gente e ciclisti. E poi tanti intersetta tanto le strade dove dobbiamo fermare con ski roll, se non hai il freno fa fatica di fermare. Al mare è più bello l'immagine, la vista del mare. Però qui c'è più aria, più fresco, anche adesso a mezzogiorno in ombra sento un po' freddo. Qui siamo arrivati a una statale, possiamo passare dall'altra parte. E qui c'è anche il parcheggio,
Se venite dal statale qui girate. Andiamo fino in fondo là. Qui si deve passare la strada. Qui continua la pista ciclabile, però fra un po' finisce e dobbiamo stare sulla strada che è molto stretta e trafficata, e in settimana è piena. Si può provare magari di domenica. Poi qui la strada è, mi devo spostare sempre per trovare un pezzo migliore. È un po' brutta, qui sulla margine è un po' meglio. L'altra volta sono arrivato fin qui, ho visto la barriera, poi sono andato un po' sulla strada, ma inizio di un'altra pista ciclabile non ho trovato e sono tornato indietro. E poi la seconda volta non l'ho mai fatto. Sono rimasto sul primo tratto fino a quel parcheggio e alla barriera. Qui davanti al hotel Candiolo torniamo indietro. Nessun cartello con pista ciclabile, forse è questa via, ma è di ghiaia, io con Schirol non riesco. Allora torniamo indietro. E ritorno non ho altra scelta di fare sempre su stessa via. Qui a Candiolo ha cominciato a piovere, torniamo in fretta a Stupinici. Forse di là non piove.
verso Stupinigi c'è meno nuvole, più sereno. Invece qui guardate delle nuvole nere. Più o meno fin qui ho fatto 5 km. Fino alla barriera era 3,9. Un po' di doccia non è male. Adesso a 25 gradi la pioggia sembra una doccia calda. Dobbiamo guardare intorno a destra e poi a sinistra, se non c'è nessuno che viene incontro. E adesso torniamo sulla via. Qui c'è anche una camera che guarda sempre il parcheggio. E secondo me qui non deruba nessuno perché è una via poco conosciuta. Ecco, in meno di mezz'ora io con Schirol sono riuscito di fare un'andata e poi 1 chilometro di ritorno. Ecco il primo veicolo che guida su questa strada entro un'ora. Qui è così tranquillo che
il motore del veicolo si sente subito, così vi spostate su un lato che lui riesce facilmente a passare. Per gli anziani questa strada è proprio un paradiso. Aria fresca, poca gente, è strada asfaltata larga, percorsa, camminata e ciclismo. Per un anziano o anche bambini qui è ideale. E poi anche per quelli che fanno ski row. La stagione estiva è già da tanto iniziata, però io solo ho 4 uscite di ski row. Questa è la quarta. 2 tecnica skate, una ad Imperia, potete vedere il video sul mio canale. E poi altra con tecnica classica a Colle Cro. La terza è stata sempre qui a Stupinigi con tecnica skating, però non l'ho fatto registrare perché pioveva tanto. E non si riusciva a registrare. E ho pensato di portare la camera con me oggi a registrare e a mettere su YouTube per i miei iscritti e anche per quelli che mi guardano e per quelli che cercano una pista chiusa per fare ski row. Poi la prossima uscita sarà di nuovo skating. Il terzo skating e poi dopo un classico. E di nuovo vado a fare qualche salita, qualche colle o qualche montagna.
e così per un mese o due chiudo con i schirò e poi a fine agosto, inizio settembre inizio di nuovo. Altri 8 uscite. Lea! 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 Vieni qui! Lea! Anche il cane vuole fare schirò. Di nuovo nichelino. Ho detto 8, però in realtà 6 uscite. 3 tecnica skating e 3 classico. Perché io ho 6 paio di schirò. In realtà 5. 2 skating e 3 classico. Inizio con classico un paio di alluminio un po' più pesanti e poi questi che sono Sphinx Roadline, che sono stretti, li uso per doppio palo. Hanno il telaio molto stretto e mi viene difficile andare in salita. A volte scappa il tallone. E poi provandolo di più ho visto che in doppio palo è molto meglio di andare. Così li uso solo per doppio palo. E poi il terzo paio ho un paio di schirò di marca Mardi che hanno il telaio morbido e poi anche sono larghi e si può andare con loro tanto in salita senza sentire dolore perché sono di qualità. I schirò da tecnica skating ho un paio flex di marca Cuioni che adesso non fabbricano più, hanno fabbricato poi un altro modello un po' meglio di prima, ma poi ho guardato sull'internet, il sito è chiuso e non fabbricano più, hanno smesso di fabbricare, ma i schirò sono di qualità, vi potete acquistare anche voi senza pensarlo. E poi il secondo paio è Carbonio Fisher, è un po' duro, più duro del Cuioni, perché se uno è flex, altro compratelo un po' più rigido, così provate una e poi l'altra. Anche oggi ha cominciato di piovere.
Il male è che qui non c'è dove nascondersi, solo sotto qualche albero. Però non c'è nessun locale, bar o fermata dove si può stare seduto. Hanno detto oggi che a Stupinigi dopo pomeriggio non piove, in realtà ha piovuto più di Candiolo. totale ho fatto 8 km e 800 metri. Ecco, è arrivato infine di allenamento di ski roll di oggi. Oggi 25 giugno, martedì 2024. In 2 ore di ski roll ho fatto più o meno 24 km, meglio di come con le sci su una pista di sci. Meglio perché qui la strada è buona, invece con le sci trovavo sempre
strade molto poco nevicate e ghiacciate e in un peggior suo stato. È stata una giornata bella, c'è stato anche un po' di pioggia, ma ha piovuto 10 minuti e poi subito ha smesso di piovere e subito è arrivato il sole e entro un'altra mezz'oretta l'asfalto di nuovo è asciutto. Da qui, da Stupinigi, allora vi dico una buona giornata. Guardate YouTube, iscrivetevi al mio canale e venite anche voi a ciclare su questa bellissima strada con il nome di Porta Reale intorno al castello di Stupinigi.